sono curioso, volevo chiederti, ho avuto modo e il piacere di conoscere te e anche Gilo, Ah, che è veramente un personaggio squisito, insomma, per le occasioni in cui ho avuto modo di interagire. Uno, perché la prima volta che l'ho conosciuto mi continuavo a inciappare con l'italiano e lui benevolmente si è adoperato nel parlare in inglese con me. Quindi mi è rimasto subito impresso e insomma, ecco, mi è piaciuto molto conoscerlo. Ma soprattutto tu e Gillo insomma, siete uniti anche da un'anima, no, che ha a che vedere con l'universo della produzione, no? ah beh, Cioè, com'è assolutamente. nata sta chemistry tra voi due? Allora, è nata che? Si può dire è nata che? Non I lo don't so. know, man, you È nata tell in, me. è nata in questo Il tuo modo, italiano diciamo. probabilmente è migliore del mio. No, non era molto italiano, è nata in questo modo, ecco. All right. Io avevo già un mio studio, sempre lì a Silea, era già qualche anno che avevo lo studio, poi feci un incidente, Ok, mi venne ritirata la patente ok. e rimasi senza patente per diverso tempo. Ovviamente il ragazzo con il quale condividevo lo studio poi trovò un'altra persona, insomma persi lo studio, ma eravamo, sì, gli dissi guarda tranquillo, cioè nel senso ci mancherebbe altro, quando sarà ora che potrò tornare. E 6 mesi dopo, appunto nel frattempo lo studio l'avevo perso, chiesi ad un amico che era lì, di vecchia data, era diciamo un po' quello che, che tirava le redini di tutti gli studi perché era il più vecchio, ecco, gli chiesi se conosceva, se c'era uno studio libero Yeah. o qualcuno che cercasse un partner. E fatalità c'era Gilo e all'epoca Michele, che adesso vive a Londra, stavano cercando una terza persona. E niente, ci conoscemmo Che anni erano? a 2010, quindi 14 anni fa, Wow. 15 quest'anno in realtà. Ci siamo piaciuti subito, quindi per un periodo sono andato là, diciamo così, diciamo di prova, no? Per vedere poi se ci trovavamo e c'è stato da subito feeling, perché Perché tu mi dicevi che prima di quello c'è un certo senso ti trovavi ma non ti trovavi, cioè le tue idee non sempre combaciavano con chi lavoravi, mi vedo ricordo. che è una bella memoria, No, sì, no, sì. beh, assolutamente, ma io, cioè, veramente a me ogni volta che ci troviamo, insomma, è sempre piacevolissimo, ma mi ricordo questo Sì, aneddoto, no? allora, Quando invece poi ti sei incontrato con Gillo, qualcosa è cambiato, prima no? ero con un'altra persona che è un bravissimo musicista autodidatta, bravissimo, sa improvvisare, però diciamo che comunque gli stili musicali erano un po' differenti Right. e quindi quando facevamo le cose non eravamo, Sempre in sinergia. sì, non eravamo in sinergia, poi senza dircelo, cioè quando eravamo lì si Si facevano le capiva. cose, però non si, esatto, si capiva poi che non eravamo mai nessuno dei due soddisfatti di quello che usciva perché chi puntava verso una cosa o nell'altra. Mentre appunto con Gilo ci fu subito questa sintonia Alessio, no? Lui? Alessio, Sì. sai, classico è inizi, ti metti a scorrere le Yeah. librerie di kick, di snare e tanta, sono tutti all'orecchio del profano, sono tutti uguali, però insomma in realtà no. E quindi tan 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 tan, e quando io mi fermavo, tuttora, anche oggi, mi fermo su un suono, lui, cioè io sto per girarmi e lui mi fa, figo questo. Boh, ok, vai. Oppure mi fermo un attimo, sono lì, no, non mi convince, neanche a me, via. Yeah. Cioè, c'è proprio sta roba qua che quasi sempre, poi Sì. ovviamente ci sono dei momenti in cui magari E uno da cosa piace. deriva secondo te questa cosa? È più da un background simile perché siete entrambi Allora, c'è DJ sicuramente, sì. o... Sì, beh, c'è un background molto simile, abbiamo la stessa età praticamente. Lui si sfregia di essere un anno più vecchio di me perché è un 81, ma lui è di ottobre, io Right, sono we're di all there, gennaio, yeah. siamo lì. Quindi sì, sicuramente un background molto simile, anche se forse, come dicevamo prima, io arrivo un po' più dalla dance, quelle robe là, e lui quella parte lì musicale l'ha saltata, si è subito approcciato alla house music, però insomma alla fine i gusti sono quelli, tante volte gli faccio sentire un disco magari nuovo che ho scoperto, qualcosa,
e lui lo conosce già o viceversa, no? E quindi è fantastico, sì, c'è proprio E una... adesso lavorate insieme da 14 anni praticamente, Sì, perché siamo nel 2025, oggi quando registriamo questo show. esatto. Chissà se ne registreremo un altro no, più avanti o magari se Alessio anche verrà, o tornerete insieme qui magari, Perché no? magari con Perché una no? delle vostre nuove release, Sì, esatto. ce l'ascoltiamo assieme. Molto volentieri. E qual è la cosa secondo te più bella che nasce da questo binomio tu e di Alessio? Oddio, allora, beh, sicuramente è La cosa che dici, questa qui ci contraddistingue, siamo noi proprio. Beh, allora, innanzitutto di qui è nata un'amicizia bellissima con la quale alle volte facciamo le serate in studio, ci troviamo per fare musica e alla fine poi parliamo della nostra vita, no? Quella sicuramente è una cosa. E poi che nell'hard disk abbiamo un sacco di bombe che prima o poi speriamo di rilasciare, quello sicuro. Che forte No, che il siete. punto forte secondo me è proprio questa sinergia, sul fatto che comunque abbiamo veramente i gusti simili, molto... e riusciamo a chiudere i progetti in maniera molto naturale e vengono fuori delle cose veramente belle, squisite, che però per questioni di vita varia sono ancora lì nel cassetto. Però sicuramente le tracce che ci sono, che abbiamo fatto, sono tracce vere, sono tracce sentite, non sono tracce... Abbiamo poca roba da... Infatti alle volte diciamo bisogna che facciamo roba magari un po' più Avete da un nome pista. vostro come binomio? Percentile. Percentile. Potresti leggerlo anche in inglese, percentile, Ok. però diciamo che in questo caso la parola è... Se mi mandi il link dopo lo pubblichiamo e lo Certo, condividiamo, certo. insomma, qualcuno che fosse curioso, ecco, della È un musica progetto che contiene nella parola fate. la parola, mi ripeto, percentuale, no? Yeah. Perché comunque abbiamo sempre tenuto aperte le possibilità e la voglia anche di collaborare con più persone, quindi un cantante, una cantante, Nice. tastierista, vari strumentisti, persone che siano producer, fare Adesso sono collaborazioni. curioso, pensavo eh, fosse solo cose elettroniche, adesso mi hai messo l'acquolina in No, bocca. beh, allora Voglio... no, sì, no, voglio sentire quando mi cominci a parlare di altri musicisti, di strumenti, di vocals, man, like, you know, it's a Yeah, different no. kind of product. Sì, no, fondamentalmente rimaniamo comunque nell'ambito elettronico, quello sicuramente, quello bello. sicuramente. Però ci piacerebbe, almeno a me sicuramente, sperimentare anche altre cose. Proprio perché ti dicevo che comunque ho avuto una parentesi anche rap. Uh!